Eccoci dunque in studio con Vittorio Di Tiglio, che è un residente di Lugugnana e tra l'altro insomma uno dei protagonisti di questa petizione. Grazie innanzitutto per essere in nostra compagnia, per aver accolto il nostro invito. Tra l'altro poi faremo insomma anche chiarezza su questa petizione. Si è capito insomma qual è l'obiettivo. Le chiedo subito quali sono state le prime risposte e qual è al momento lo stato dell'arte di questa raccolta firme. Allora, intanto buonasera a lei e a tutte le telespettatrici e telespettatori e grazie per avermi invitato in questa sede televisiva. Io leggerò, infatti in considerazione del tempo che mi è concesso per l'intervento, contrariamente alla mia abitudine, sono costretto a leggere il contenuto dello stesso. Desidero subito fare due precisazioni però, dottor Conforti, importanti. La petizione firmata da 335 cittadini e presentata al signor Sindaco e per conoscenza degli assessori e consiglieri del Comune di Portogruaro non vuole essere un atto di accusa, non vuole essere una critica all'attuale amministrazione comunale, ne ha una valenza politica. La petizione è redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 dello Statuto Comunale, senza scomodare l'articolo 21 della nostra Costituzione, è una richiesta rivolta all'amministrazione comunale per fare quello che le altre amministrazioni hanno sempre pensato e promesso, ma mai tradotto in realtà, già a partire dagli anni 60, realizzare cioè un parcheggio adiacente al cimitero di Lugugnana. Pensate che l'allora proprietario del terreno adiacente al cimitero aveva lasciato per ben 2 anni incolta la parte della stesso in attesa del provvedimento di esproprio, provvedimento che non è mai giunto. Quindi non è un atto di valenza politica la nostra petizione, in considerazione dei diversi orientamenti politici dei firmatari. Ovviamente questa è una vostra ricostruzione della situazione, io ci tengo a dirlo perché noi non possiamo verificare la veridicità di questo, ma insomma è chiaro insomma, la vostra posizione. Queste precisazioni per evitare strumentalizzazioni e speculazioni. Abbiamo sentito in questa sede la consigliera Zanutto dire che non capiva il senso e le motivazioni della petizione, in considerazione che la realizzazione del parcheggio del cimitero di Lugugnana era già da tempo all'attenzione dell'amministrazione. Nella frazione di Lugugnana, organizzata dall'amministrazione comunale, è stata solamente organizzata una sola riunione non pubblica, alla quale sono state invitate solamente le associazioni e i comitati presenti nella frazione. In tale riunione l'assessore Rambuschi, come notizie riportate dai partecipanti, si è solo presentato nella sua carica di assessore delegato dal sindaco per i rapporti con le frazioni e non ha minimamente comunicato nulla a riguardo del parcheggio del cimitero e della volontà dell'amministrazione di risolvere la questione relativa alla sua realizzazione. Quindi io sintetizzo, al momento è tutto fermo. Se voi avete presentato questa petizione, la consigliera Zanutto ai nostri microfoni ha detto che si prenderà perlomeno l'impegno di portarla all'attenzione, ma al momento lo stato dell'arte è che si è fermi, giusto? Giusto. Bene, anche per far capire a casa. Ma vedrà che le delucidazioni che darò alla fine soddisfaceranno. Prego, vada perché non abbiamo ancora tanto tempo. Non si è tenuta da allora alcun'altra riunione. Pur conoscendo il problema, non esiste ad oggi alcuna delibera di giunta o di consiglio che abbia per oggetto il parcheggio del cimitero di Lugugnana. Il progetto non è nemmeno inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale. Il piano triennale per le opere pubbliche infatti prevede un finanziamento di euro 100.000 da ripartirsi fra il cimitero urbano e i cimiteri frazionali per opere che nulla hanno a che fare con il parcheggio del cimitero di Lugugnana. Per quanto sopra, la petizione, consigliera Zanutto, ha come obiettivo quello di invitare l'amministrazione comunale a tradurre in provvedimenti le buone intenzioni che animano la stessa a riguardo della realizzazione del parcheggio.
Per quanto riguarda l'ubicazione del parcheggio, da sempre era stato pensato nell'area adiacente al cimitero di Lugugnana. Attualmente circola la notizia, speriamo che non sia vera, che l'amministrazione avrebbe scelto di realizzare il parcheggio nell'area parrocchiale antistante il cimitero, costringendo così le persone ad attraversare la via Annia. La via Annia è pericolosa ed è percorsa da molti automezzi, macchine agricole pesanti, camion con relativi rimorchi e motocicli. Il tratto poi che parte da Portogruaro per collegare la frazione di Lugugnana, il centro, lasciando a destra il cimitero, è costituito da un rettilineo di circa 150-200 metri, dove questi mezzi non rispettano quasi mai il limite della velocità di 50 km. Il numero degli automezzi aumenta poi nella stagione primaverile, estiva ed autunnale. L'attraversamento della via Annia diventa quindi un notevole potenziale pericolo per le persone che si dovessero recare in cimitero. Andiamo a concludere, Di Tiglio, perché non abbiamo più molto tempo. Sì. Cos'è che chiedete allora, alla fine? Chiediamo che per questo motivo, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, il parcheggio sia realizzato adiacente al cimitero e non di fronte. Però mi faccia finire una cosa. I firmatari della petizione hanno chiesto al sindaco di ascoltare i propri rappresentanti. Tale richiesta ad oggi è rimasta inevasa. Questo comportamento, secondo noi, non si addice al nostro sindaco, che durante la campagna elettorale aveva come slogan, come motto, le parole prima l'ascolto, né ai rappresentanti delle forze politiche che lo sostengono. Non si addice nemmeno al consigliere comunale della maggioranza che nella sua pagina Facebook conclude un brevissimo pensiero sulle frazioni dicendo: ascoltare le frazioni per crescere insieme. Belle parole. Abbiamo chiesto di essere ascoltati. Ascoltateci, siate coerenti. Concludo ricordando a tutta l'amministrazione comunale di Portogruaro che la partecipazione dei cittadini in scelte importanti è un pilastro, un principio fondamentale della nostra democrazia. Bene, questa insomma è la vostra presa di posizione, torneremo sull'argomento ovviamente anche nei prossimi giorni. Grazie per essere stato con noi, Lidia, grazie che può a lei. tornare a Pordenone.